Pasqua e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. In un tempo di guerre diffuse e di tensioni economiche, la Pasqua è più che mai un momento di speranza per un domani migliore. Questo è il contenuto del messaggio che il Vescovo di Treviso, Michele Tomasi, ha affidato alla nostra emittente. Voi però non abbiate paura, so che cercate il Cristo, il crocifisso, non è qui, è risorto. Queste sono le parole dell'annuncio dell'angelo nella mattina di Pasqua alle donne che erano andate al sepolcro a Gerusalemme. Voi non abbiate paura, è risorto. Ecco l'annuncio di Pasqua. Il crocifisso non è più catturato dalla pietra del sepolcro, è vivo e aspetta i suoi amici, li aspetta in Galilea, li vuole di nuovo in cammino, in movimento, lieti di tornare alla vita dopo il buio della notte. Voi non abbiate paura, è Pasqua, e questo è l'annuncio che risuona per noi tutti, è Pasqua. E questo è ciò che celebriamo, lo celebriamo ogni domenica dell'anno, Pasqua settimanale, lo celebriamo ogni volta che riusciamo ad accendere un piccolo lume di speranza nella notte più profonda, lì dove sembra esserci solo male e disperazione. È Pasqua e lo proclamiamo ogni volta che accendiamo il cero pasquale, lì in chiesa, quando accompagniamo un nostro caro alla dimora eterna, tristi certo per la sua mancanza, ma certi con salda speranza che lui o lei sono passati di vita in vita e che ci attendono per una festa che non tramonta più. Lo proclamiamo ogni volta che non rinunciamo a continuare a credere alle ragioni della pace, dell'amicizia, della gentilezza. Ogni volta che siamo pronti a impegnarci un po' per dire una parola buona, che non scaldi gli animi, che faccia rivedere fraternità, amicizia, ogni volta che accogliamo qualcuno. Lo proclamiamo ogni volta che ci impegniamo anche per la vita e per il bene di un solo bambino in qualunque parte del mondo, ogni volta che ci prendiamo cura di un anziano, di un ammalato, di un povero, di un escluso. Basta uno e salviamo il mondo intero. Lo proclamiamo ogni volta che torniamo a guardarci con occhi nuovi, che vediamo in chi ci sta attorno un fratello, una sorella, non un avversario, non un nemico. Ogni volta che rinunciamo a credere che la violenza risolva le cose, ogni volta che pensiamo che tanto non c'è più niente da fare, ogni volta che ci impegniamo per partecipare, per rendere questo nostro mondo un po' più bello, un po' più vero, un po' più buono, un po' più giusto. È Pasqua. È Pasqua di resurrezione perché il Signore è risorto. È la celebrazione in questa domenica particolare dell'anno, la prima dopo la prima luna piena di primavera. E festeggiamo primavera perché il Signore è risorto, non perché è festa di primavera, non perché facciamo acquisti, non perché facciamo regali, ma facciamo regali perché il dono più grande ce l'ha fatto Cristo. Facciamo festa perché non possiamo essere da soli e non possiamo lasciare nessuno da solo. La facciamo primavera perché è il Signore che fa risorgere ogni volta nuove le cose, anche la natura, questa bella natura, questo bel creato che ci è stato consegnato, che abbiamo imparato a coltivare e a custodire dai nostri padri, dai nostri nonni, e che vorremmo consegnare ancora più bello, ancora più vivo, ancora più splendente anche ai figli, ai nipoti e ai nipoti dei nipoti. È Pasqua e ridiciamo le parole della speranza, della gioia in questo mondo triste, in questo mondo spesso incattivito, in questo mondo così veloce e frenetico, in cui corriamo tutti lontani gli uni dagli altri e se facciamo festa la facciamo solo tra noi, senza pensare ad altri, senza pensare ad altro. È Pasqua qui adesso. Il Signore è vivo e con noi
e ci chiede di prenderci cura di noi, di chi ci sta accanto, degli altri, di tutto il mondo. Primavera sarà allora per tutti, lo sarà a Gaza, lo sarà in Iran, nel Medio Oriente, lo sarà nell'Africa dilaniata dalle guerre, lo sarà in Ucraina, lo sarà nei nostri cuori, lo sarà nelle nostre vite e nelle nostre famiglie. Sarà Pasqua davvero se accoglieremo nel nostro cuore l'annuncio di Pasqua, se apriremo il nostro cuore al Signore vivo, se apriremo le nostre braccia ad accogliere chi amiamo, se impareremo ad amare chi ancora non amiamo abbastanza. A tutti voi dal più profondo del cuore, in qualunque situazione siate, quale che sia il peso che portate, quale che sia la paura che alle volte vi chiude o anche quale sia la gioia che continua a ispirarvi, a tutti voi carissimi e carissime, buona Pasqua. Un messaggio per Pasqua ai trevigiani dal rettore della chiesa di San Francesco Padre Oliviero Svanera e dal direttore della Caritas di Treviso, Don Bruno Baratto. Pace e bene a tutti e coloro che ci stanno ascoltando. Questo saluto in realtà è già un saluto pasquale, perché è un saluto che noi rivolgiamo come francescani, ma prende spunto proprio dalla Pasqua, dal saluto di Gesù che nel momento in cui appare ai discepoli nel giorno di Pasqua dice pace a voi. Meglio di un saluto di questo tipo all'interno di questo contesto attuale non credo che ci sia, perché la Pasqua è il luogo in cui Gesù ci mostra tutta l'attenzione di amore che ogni cuore anela ad avere, e questo amore passa attraverso la pace, attraverso luoghi, incontri, possibilità di riconciliazione. La Pasqua è annuncio di questa speranza che ci porta oltre la disperazione, oltre il buio delle nostre povertà, delle nostre violenze, quindi diventa un messaggio che da una parte ci conferma nel fatto che come umani, come cristiani siamo così abitati da questo amore del Signore, che però diventa provocazione, costruire pace, costruire riconciliazione lì dove siamo, a partire da noi. Questo è l'augurio che noi ci facciamo, che sia una Pasqua di letizia, di gioia, perché Cristo risorge per donarci la possibilità per noi di costruire pace e riconciliazione. Auguri a tutti. Gli auguri di Pasqua per me quest'anno mi fanno ripensare al racconto della passione di Gesù che si sente leggere in questi giorni. Lui dice: vi scandalizzerete di come andrà a finire. Io credo che per me per primo, ma anche per noi cristiani, forse dovremmo riprendere a scandalizzarci di troppi crocifissi e crocifisse di oggi per violenza, per guerra, per carestia, per ingiustizia, con i quali Gesù oggi continua a patire e a morire. Scandalizzarci per questo forse ci rende un po' più credibili quando cerchiamo di testimoniare con le nostre azioni quella che è l'incredibile speranza della risurrezione. Buona Pasqua. Sempre più famiglie si trovano senza medico di base, una professione indispensabile che pare però aver perso attrattività per i giovani medici. In Italia mancano più di 5.700 medici di medicina generale, secondo un'analisi della Fondazione Gimbe. Ogni medico di base assiste mediamente 1.400 pazienti, con picchi anche di 1.800, ben oltre la soglia ottimale dei 1.200. In Veneto sono circa 700 i posti vacanti, legati anche ai mancati subentri dopo i pensionamenti. Con i pensionamenti abbiamo sicuramente una riduzione importante del numero di medici di medicina generale sul territorio, e anche l'ultimo concorso delle scuole di specialità, su 250 posti in medicina generale ne sono stati occupati poco più di 80, quindi è una carenza che purtroppo continuerà nel tempo. La Regione ha aumentato l'importo della borsa di specialità, quindi
aumentando la borsa di studio che ricevono questi medici in formazione, equiparandola a quella degli specialisti che seguono il percorso universitario, però c'è sicuramente molto da fare. Molte le aree che si trovano senza la copertura del medico di famiglia, come vi abbiamo raccontato, anche in provincia, dalla Bassa all'Alta Padovana. I medici che sono sul territorio devono tornare a fare i medici, per il presidente dell'Ordine di Padova. Bisogna ridurre il carico di burocrazia, permettere ai medici sul territorio che hanno molti pazienti di seguire più la parte clinica e meno la parte dei certificati, dei documenti, delle impegnative, in modo da permettere a questi colleghi di fare effettivamente i medici e di non ridursi a burocrati, perché questo sicuramente allontana molto i giovani medici da questa professione. Italiano facile, consegnati i diplomi alle donne straniere, iniziativa promossa da Appindustria che ha visto coinvolte una decina di persone. Molto partecipi, molto entusiaste e anche molto curiose, devo dire, anche rispetto ad alcuni modi di dire della lingua italiana, alcuni usi. A volte abbiamo esplorato un po' anche le espressioni tipiche dialettali del Veneto, perché giustamente un conto è la lingua corretta italiana, come la si studia, come la si vede nei libri. Si è concluso in questi giorni il corso Italiano Facile, iniziativa promossa da Appindustria Servizi per favorire l'apprendimento della lingua italiana a cittadine straniere arrivate nel nostro paese allo scopo di integrarsi e inserirsi nel tessuto sociale e lavorativo. Protagoniste delle lezioni, della durata di 100 ore, 9 donne provenienti principalmente dal Marocco, le quali hanno seguito il corso nelle aule dell'ex liceo classico Montale di San Donà di Piave. Abbiamo iniziato col corso di italiano base, adesso abbiamo fatto un corso intermedio con un po' di approfondimento in grammatica e anche in educazione civica. Abbiamo parlato anche di un po' di leggi italiane, della Costituzione italiana, dei diritti e dei doveri. Abbiamo trattato degli argomenti sulla sanità, sulla scuola, sulla raccolta differenziata, sul servizio sanitario nazionale, soprattutto visto che sono un gruppo di donne, di 9 donne, che hanno tutte, la maggior parte dei bambini che frequentano la scuola. In ogni lezione abbiamo sempre fatto una parte di grammatica, di teoria, ma anche appunto conversazione, ma anche lettura e scrittura, quindi diciamo un'esplorazione della lingua italiana a tutto tondo. Questa attività è inserita all'interno del progetto Passi Plus, un progetto che ha la finalità di favorire non solo quella che è l'inclusione lavorativa, ma quella che è l'inclusione sociale, abitativa e familiare all'interno del territorio. Abbiamo svolto questo corso con 9 donne e madri di famiglia, quindi la finalità era anche quella di favorire quello che era il dialogo con tutte le persone che possono incontrare nella quotidianità nel territorio, quindi insegnanti e altre realtà che quotidianamente portano a delle difficoltà a livello comunicativo che un corso come questo può sicuramente favorire. I dati Excelsior, anche gli ultimi recenti disponibili, confermano il numero sempre crescente di posti di lavoro liberi e la maggior parte di essi sono coperti e ricoperti da personale straniero inserito nel nostro territorio. Quindi fondamentale puntare su questi percorsi e renderli sempre più frequenti possibili. Una guida per genitori ed educatori sull'uso digitale consapevole, un progetto di ricerca condotto dall'Università di Padova con la nostra famiglia. Passiamo sempre più tempo davanti agli schermi, fino anche a 8 ore al giorno, molte delle quali dedicate a scorrere dei contenuti rapidi su piattaforme social quali TikTok o Instagram. Se da una parte pensiamo che si tratti soltanto di momenti di svago e di relax, in realtà gran parte della ricerca degli ultimi anni sta chiaramente dimostrando come questo tipo di comportamento può essere molto rischioso per il nostro funzionamento neurocognitivo ed emotivo. Questo è particolarmente vero per i bambini e per gli adolescenti che hanno un sistema cognitivo in via di sviluppo. Smartphone e tablet sono strumenti presenti nelle vite di tutti i giorni, non solo degli adulti. Ad utilizzarli con capacità digitale ben sviluppata sono anche i bambini. Gli effetti però non sono sempre positivi, è quello che è emerso dagli studi condotti dal Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova. Molti studi stanno dimostrando come un eccessivo tempo di esposizione agli schermi, soprattutto sui social media, sia associato a una maggiore distraibilità, a una maggiore difficoltà a mantenere l'attenzione,
ha una difficoltà ad utilizzare la memoria di lavoro, tutti aspetti che sono fondamentali non solo per l'apprendimento scolastico, ma anche per la vita di tutti i giorni. Soprattutto i più piccoli sono quelli più esposti. Alcuni studi suggeriscono come esporre i bambini nella fascia da 0 a 6 anni a schermi possa essere associato a un ritardo dello sviluppo del linguaggio o anche delle competenze motorie. Il gruppo di ricerca Neurodev, coordinato dal professori Giovanni Mento e Lisa Toffoli, in collaborazione con il centro La Nostra Famiglia di Padova, ha promosso e realizzato Oltre lo schermo, educare al digitale, una guida che traduce le più recenti evidenze scientifiche sul rapporto tra sviluppo e uso dei dispositivi digitali in indicazioni chiare e accessibili a tutti. Il progetto Oltre lo schermo permette ai genitori di, da una parte, informarsi su quali sono i rischi reali che si corrono da un eccessivo uso del cellulare nei loro figli, dall'altra parte propone anche delle attività alternative e costruttive che permettono di rispondere e reagire in maniera positiva anche attraverso l'uso del cellulare a quelli che possono essere i rischi di un uso non controllato. Un vademecum distribuito gratuitamente, destinato a genitori ma anche educatori, insegnanti e caregiver per offrire strumenti concreti. Ad esempio, per i bambini dai 2 ai 5 anni sarebbe meglio scegliere applicazioni e programmi educativi di alta qualità e condividere l'esperienza, oltre a limitare l'esposizione ad 1 ora al giorno e sempre in compagnia dei genitori. Se inevitabile, proporre cartoni interattivi, stare insieme al bambino, commentare, interagire sui contenuti e prediligere attività di gioco e interazione. Non possiamo eliminare la tecnologia dalla nostra vita, ma possiamo fare in modo di non esserne dipendenti. Per dirlo in un altro modo, non possiamo controllare il vento, ma sicuramente possiamo orientare le nostre vele. In questo giorno di festa in tanti si sono ritrovati in famiglia per il rito del pranzo. Quest'anno forse complice il clima di tensione internazionale e l'aumento dei prezzi. C'è chi ha preferito organizzare a casa rispetto al pranzo al ristorante e non mancano riti e mete di Pasquetta. Pasqua. Sì. A casa, al ristorante. Mi piace a casa, grazie. E Pasquetta? E Pasquetta ormai è all'età nostra. Perché una volta dove si andava? Si andava a campi. A casa. E Niente ristorante. E a Pasquetta? Vediamo. A casa. E perché non al ristorante? Perché si mangia meglio a casa. Pasquetta fuori, Pasquetta fuori. Ma dove? In giro a campi? In giro a campi, bravo. Casa. Niente al ristorante? Ma perché non ci sono soldi o perché? Perché c'è troppa confusione in giro a Pasqua. E invece a Pasquetta? Casa. Pasqua a casa o al ristorante? A casa. Perché? Perché noi siamo adesso in vacanza. Io, da mio figlio. A casa quindi. E Pasquetta? Anche, viene lui da casa nostra. Pasqua a casa o al ristorante? Non so. Neanche ancora? No. A casa. Niente al ristorante? Mai. Per la tradizione familiare mai ristorante, sempre a casa. E poi invece a Pasquetta? A Pasquetta gita fuori porta, praticamente fuori dal giardino. Io abito in un meraviglioso giardino e quindi la gita la faccio là. Quindi niente Montello? No, per carità. Un po' un mix, magari la mattina a pranzo con la famiglia e poi la sera con gli amici, come il giorno dopo magari a Pasquetta. E Pasquetta dove? Di solito grigliate con gli amici o si cerca magari un ristorante sul Montello che non abbia prezzi assurdi, insomma. A Pasqua al ristorante può? Ah sì? Credo mangiare. E invece a Pasquetta? A Pasquetta mangiaremo fugasa. Aperto a Pasqua? Sì, certo, altro che aperto, bisogna essere aperti, sennò dove va la gente a mangiare, scusa. Ma per esperienza, dopo tutti questi anni, qual è il piatto che è proprio il simbolo della Pasqua? L'agnello, da là non si scampa via. E poi a fugassa? Sempre qui, c'ho mancheria calda, fugassa con la crema mascarpone però adesso. Quindi soppianta anche il tiramisù? Quello là viene dopo. Pasqua all'insegna della tradizione, ma anche con il tutto esaurito nei ristoranti. A Treviso c'è chi ha registrato il pienone puntando su piatti tipici e sapori di stagione. Sale piene e prenotazioni esaurite per il pranzo di Pasqua. Anche quest'anno la tradizione vince a tavola. Al ristorante Incontro di Porta Altinia, Giacomo Benvenu, per tutti Giacomino, conferma il tutto esaurito.
abbiamo i nostri fedeli ospiti e già tutto prenotato. Tutti a tavola per un menù che guarda al territorio e alla stagionalità, con grande spazio alle erbe spontanee, protagoniste di primi piatti e contorni. In questa stagione abbiamo delle erbette spontanee, bruscandoli, stiopettini, tutte queste belle verdure, ortiche e asparagi a fiumi. E questo da fare un risottino con queste erbette, le tagliatelle sempre con le verdure, dei ravioli di magro con verdure naturalmente sempre, qualche minestrone chi è debole. Accanto al primo e ai contorni l'immancabile capretto, simbolo della Pasqua, preparato secondo tradizione e ancora tra i piatti più richiesti dai clienti. Capretto al forno, costicine di agnello scottadito ai ferri, sempre con delle belle verdure. Ci sono anche le barbe dei frati, tipo i agretti, queste verdure qui, o le rosoline, che è un'erba che a noi piace moltissimo, al burro. Una proposta che unisce semplicità e qualità, capace di richiamare ogni anno tanti affezionati, ma anche nuovi clienti. Segno che, almeno a Pasqua, la voglia di stare insieme e di riscoprire i sapori di una volta resta più forte che mai. Ma com'era festeggiata la Pasqua un tempo? L'abbiamo chiesto a 3 custodi delle tradizioni popolari trevigiane. Io quando che eravamo putei Pasqua, messa e vespro, e casa magari mia nonna faceva una santa di fugassa, tanto perché Pasqua veniva una volta all'anno. Tanta fede e poca abbondanza sulle tavole pasquali contadine, ma anche solidarietà e socialità che in parte riusciva a compensare la povertà di tante famiglie. Bastavano delle uova e qualche moneta. Mi ricordo che ieri mio papà mi metteva tutti in riga, sentai Dio e il muro, e dall'altra parte della cucina mi metteva tutti i uovi, lessi, colorai in fila, e mi faceva tirare 100 franchi, e chi che riuscì a buttare i 100 franchi, chi restava dentro sul uovo, si mangiava il uovo. E se no, il uovo non te lo mangiai. Un gioco con tante varianti a seconda delle località, come in Sinistra Piave, in particolare nel Vittoriese, con la vasca di terra battuta e le uova colorate della righea. Giochi a cui si giungeva dopo i riti della Settimana Santa, il venerdì della crocefissione, di digiuno e astinenza, fino alla messa della luce e delle ribeghe. Il discorso della ribega, che ti suonavi, ribega e ribegon, che ti suonavi a Gloria il sabato sera, quando chi ha fatto la benedizione dell'acqua, del fuoco, e dopo in ultima quando che Gloria in eccessi il Deo, so, si suonava queste ribeghe e segnava proprio per fare rumore quando che il nostro Signore era risuscitato. Altro suono arrivava a Pasquetta, dalle aie ma anche dalle tante osterie dove si giocava a Borea, che come il vento di tramontana butta a terra dei birilli. Un gioco molto semplice, si metteva a 5-6 metri con una baia di legno pesante, aveva un'attacca per appoggiare bene il pollice, perché se doveva dare un lancio a un po' di arco, doveva rimbalzare per terra e dopo colpire sti soni. E se quella palla di acero campestre, che per i trevigiani è la pioppa, con l'incavo per il pollice ci fa capire da dove sia nato il gioco del bowling, per intuire come mai i birilli in questo gioco si chiamano soni basta, come dire, drizzare l'orecchio o, come si dice in dialetto, tirar su erece. Si chiama soni proprio perché quando che si lanciava a baia, cascava per terra e gli metteva un suono, e da là è nato proprio il nome soni da suono. Un presepe anche pasquale con un percorso educativo e didattico è quello in mostra alla chiesa di Fontane di Villorba, realizzato dal locale gruppo di volontari. Nella chiesa di Fontane ha inaugurato nei giorni scorsi un presepe pasquale, un'idea avuta dai volontari già 2 anni fa, ma che finalmente ha preso forma proprio quest'anno. Questa è la rappresentazione di tutta la Settimana Santa, c'erano 15 scene che partono dall'entrata di Gesù a Gerusalemme fino alla risurrezione. Ogni scena è illuminata e sottofondo si sente la
il lettore che legge quel passaggio del Vangelo che riguarda quella scena, e sono stati coinvolti anche i lettori della domenica, della liturgia, e in più anche un canto finale della risurrezione. Per fare tutto questo è stato coinvolto il gruppo tecnico che ha fatto a mano ogni pezzo partendo da zero, un lavoro che è costato molta fatica ma ha dato anche tanta soddisfazione. È stato un po' impegnativo, nel senso che dovevamo cominciare tutto da nuovo, e sono anche contento perché all'interno del gruppo abbiamo dei ragazzi anche giovani che ci hanno aiutato col quadro elettrico, con i collegamenti, e niente, è stato veramente un'esperienza molto bella. Quando furono vicini a Gerusalemme, Gesù mandò 2 discepoli dicendo loro: andate nel villaggio e subito troverete un'asina e un puledro. Slegateli e conduceteli da me. I discepoli condussero l'asina e il puledro, ed egli vi si pose a sedere. La folla gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Un percorso costruito anche in modo didattico per educare i giovanissimi alla passione di Gesù. Poi sarà visitato da tutti i gruppi del catechismo della parrocchia, quindi anche loro visivamente possono vedere come è stata l'ultima settimana che è stata vissuta da Gesù in questa terra. Prese un asciugamano e se lo cinse intorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Dal Vangelo secondo Marco. Venuta la sera, egli arrivò con i 12. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro, dicendo: prendete, questo è il mio corpo. L'apertura sarà in concomitanza con gli orari della chiesa, dalle 7:30 del mattino alle 7 di sera, tranne la domenica pomeriggio e fino a Pentecoste, lunedì 25 maggio. Spero che sia una Pasqua molto serena e felice per tutti quanti. Il giorno di Pasqua, ma soprattutto il lunedì di Pasquetta per molti è anche l'occasione di cominciare a pensare alle vacanze estive, così una capatina al mare per vedere disponibilità e prezzi è per molti quasi un rito in questi giorni, più che mai legato al portafoglio. E così fa pensare quando 40 anni fa invece in tanti progettavano di comprarsi la barca per le ferie da VIP, come ci racconta un nostro servizio del 6 aprile 1987 che vi proponiamo nella consueta rubrica dedicata alla nostra storia. Barca è per molti sinonimo di benessere, o almeno di benessere economico. Pare proprio che sia esplosa la voglia di barca, lo dicono gli organizzatori della 12ª mostra nautica di Marina del Cavallino, conclusasi ieri con un buon successo ed un confortante incremento sia di visitatori che di affari rispetto alla precedente edizione. Si tornano a vendere le barche medio-piccole, sia a vela che a motore, giusto in tempo per programmare con un buon anticipo le vacanze estive. Altri dati, non numerici, per quelli è ancora presto. Il boom dell'accessoristica, soprattutto per le barche da lavoro e per l'abitabilità di bordo. Ma il Consor Mare, il consorzio tra i cantieri nautici veneti che ha organizzato la mostra, puntava all'edizione di quest'anno per promuovere la zona. Una nuova realtà pilota inserita nella laguna nord di Venezia, nella vallicoltura, nelle sue tradizionali vocazioni agricole e turistiche. Questo è il litorale nelle parole di Maurizio Vianello, il presidente del consorzio. Ma ritorniamo alla mostra nel senso più stretto. Se la manifestazione voleva essere un'anteprima del Salone Internazionale di Genova, ebbene, stando ai risultati, ci è perfettamente riuscita. Unanime è stato il consenso di pubblico ed espositori. Il salto di qualità che ci si aspettava è stato fatto proprio con la 12ª edizione. Successo hanno avuto anche le manifestazioni collaterali al Salone Nautico Galleggiante, le mostre ambientali e quella sui progettati collegamenti metropolitani, iniziative che, programmate per lanciare questo litorale, hanno superato tutte le aspettative, facendo ben sperare per il futuro. Cresce, si diceva, la voglia di barca, e il successo dell'iniziativa ci dà anche un'altra indicazione: cresce la voglia d'estate. Ed è davvero tutto, buona Pasqua a tutti, io vi lascio ora alla sigla, poi alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci.